Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Questo numero nuovo di Proscenio, per regalarvi quello spazio e restituire al pubblico, perché pensiamo, siamo convinti, che è un po' anche lo slogan degli amici che saranno protagonisti di questa puntata, che gli spazi dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo in generale, è una delle più antiche arti, è proprio il cinema, il tema di cui oggi tratteremo, va restituito al pubblico, perché a volte si crea un collasso tra i pubblici. Si parla sempre di crisi, di frequentazione degli spazi che sono i teatri, i cinema, delle proiezioni, delle sale di proiezione cinematografica. In realtà oggi noi stiamo qui a parlarvi di quella che potrebbe essere definita, per rimanere, per sentirci anche un po' europei una volta, anche nel profondo sud del sud, una buona pratica, perché succede una storia strana che voglio raccontarvi, che a Madrid, che è una terra che parla di sud di Europa, due personaggi che invece arrivano dal nord del sud delle Americhe, e quindi la parola sud ritorna, si incontrano per l'appunto a Madrid. Si incontrano a Madrid e poi dell'incontro capiremo com'è che si sviluppa. Ma in questa storia c'è uno dei paradossi. Parliamo della Calabria come una terra di emigrazione e quindi di fuga, di viaggio, e tante volte, parlando del Sud America, del non ritorno, perché sappiamo benissimo quello che possono essere le storie che raccontiamo relativamente a coloro i quali partirono quasi un secolo fa per andare in Argentina e che poi non hanno più trovato nemmeno le risorse per tornare una volta a rivedere i posti dove erano nati. Questa storia è una storia invece di emigrazione al contrario, che ha a che fare con una grande arte nobile come il cinema, ed è la storia di Giulio Vita e di Sara Fratini, che si incontrano a Madrid, ma che Giulio Vita, arrivato a un certo punto dal Venezuela, decide di tornare in Calabria, ad Amantea, e nasce questa grande idea che si sta internazionalizzando, che è conosciuta molto di più che in Calabria, fuori dai confini calabresi ovviamente, quindi in Italia, ma soprattutto a livello internazionale, ed è un festival che si chiama per l'appunto La Guarimba. Un saluto a Giulio Vita, che è oggi con noi. Ciao, grazie per averci qui. No, grazie a te di essere venuto. È una di quelle storie strane perché al di là di averlo conosciuto durante il festival, l'ho incrociato 2 o 3 volte nella mia vita, però c'è stata almeno per quello che mi riguarda, un rapporto di simpatia epidermica. Mi è piaciuto l'approccio che lui ha alle cose, ai fatti, a come questo lavoro lo ha preso e come lo ha preso seriamente, come questo tuo sogno è diventata una concretezza. Allora parliamo intanto inizialmente del viaggio al contrario. Sì, allora all'inizio eravamo a Madrid, Sara aveva fatto belle arti e io avevo studiato cinema, e c'era la crisi economica, insomma la cultura è sempre la prima che soffre. E vabbè, io ero stanco di lavorare in un ostello della gioventù
soprattutto perché volevo appunto fare qualcosa. E un anno prima ero venuto per fare il mio ultimo lavoro di scuola, il lavoro finale, avevo deciso di fare un corto ad Amantea, che si chiama La Mia Mantia, ho portato la troupe. Ma tornavi spesso tu davanti a... D'estate ogni tanto perché c'era mio padre, c'erano i miei nonni perché erano già tornati, avevamo già iniziato a abbandonare la nave là, a tornare alla Calabria. E niente, sono andato lì e girando questo corto ci siamo resi conto di quanto era facile alcune cose in Calabria, che qua tutti dicono difficile, però c'erano cose molto facili da fare, tipo abbiamo bisogno di una banda di paese di 50 persone che suoni e alla Mantea ce ne sono 3, insomma era facilissimo, tutto era come una specie di festa, no? Allora forse anche quello è stato un input, si è accesa una lampadina, diciamo. Sì, sempre parlavamo di cosa vorremmo fare, sempre criticavamo i grandi festival, sempre no, lì al bar a criticare, e ho detto ma scusa perché allora non facciamo noi il festival che vogliamo fare, invece di stare a criticare tutto, perché noi non facciamo l'alternativa, visto che secondo noi non esiste, no? All'inizio gli altri ragazzi hanno detto vabbè, non so, sembra... E ho detto vabbè, allora andiamo. Allora... No, torniamo un attimo all'inizio. Arrivi e torni ad Amantea, giri questo corto. Sì. È chiaro che fai squadra perché devi individuare delle persone che ti danno una mano perché queste tue attività si possano realizzare. Sì, si è fatta una squadra qua di persone, come per esempio appunto ti dico il presidente dell'orchestra di Amantea e tutti i ragazzi dell'orchestra si sono resi subito disponibili non solo a suonare ma proprio a darti una mano. A dare una mano, sì, c'era bisogno di cercare un pescatore in un momento, subito insomma si è creata una specie di convergenza interessante. All'epoca c'era anche questo sindaco che purtroppo ci ha lasciati, che era Francesco Tonnara, che era molto avanti, era un sindaco anche molto umile, gli interessavano molto le cose così, e lui ci ha subito supportato. Raccoglieva le sfide, diciamo. Sì, Tonnara ci ha subito supportato, non so, gli piaceva comunque questa cosa, allora... anche a livello i privati, per esempio c'è un hotel qui sulla superstrada ad Amantea, la Principessa, il proprietario ha detto vabbè io non ho soldi però vi ospito a tutta la troupe 2 settimane, insomma non so, sai, non eri nessuno, arrivi così, allora... Non sei una star, No, infatti era un corto così, no? Era il mio lavoro finale, no? Io lo volevo fare un po' più grande, volevo raccontare la storia un po' della mia famiglia, un pochino, e niente, si è creato ho visto che c'era una cosa dentro la comunità di Amantea che prendendola per bene, se uno riusciva a girare in rete, poteva crearsi qualcosa molto più facilmente, anche perché avevo visto che vabbè, Calabria in generale è una terra povera, allora la gente è abituata comunque a fare le cose anche senza soldi. Ora, mangiare per 50 persone non vuol dire spendere 2000 euro, certo, vuol dire fare una cosa tra tutti, capito? Allora c'erano piccole cose che messe insieme dopo avrebbero fatto quello che è la guarimba. Quien toca la puerta es la mala. Quien se asoma a mi ventana en la madrugada. Quien es esa hembra que es la mala. Esa preciosa que me llama es la mala. Spieghiamo al pubblico come nasce l'idea, perché nasce l'idea dal fatto che manca qualcosa e che quindi si deve realizzare qualcosa che è necessaria e che bisogna dare una forma diversa rispetto a quelle che conosciamo già, perché bisogna trovare una formula nuova, una formula che ci somigli di più, una formula che racconti il nostro cinema, la nostra voglia di fare cinema. Quali sono i passi? Perché secondo me ogni tanto bisogna spiegarlo in maniera semplice alla gente. Sì, è vero. Come ti viene in mente l'idea? Io credo che è stato soprattutto prendere le onde, insomma noi non avevamo un'idea esatta, precisa di quello che volevamo fare della guarimba, avevamo un'idea precisa dei valori che volevamo dentro la guarimba, che volevamo rispecchiare. In base a quei valori, a quel corpo di valori, siamo riusciti a dare risposta ogni mese che usciva una nuova sfida. Per esempio non avevamo dove fare il festival,
Noi abbiamo detto facciamo il festival Intanto facciamo e il iniziamo, facciamo il sito web, iniziamo a ricevere corti, ok? È tutto partito da una promessa di un bel festival, capito? E da che noi ci credevamo, eravamo i primi a crederci, però non esisteva. Noi il primo anno siamo andati a un mercato del cortometraggio in Francia a parlare di questo festival che non esisteva, però abbiamo trasmesso quanto entusiasmo che noi davvero credevamo, e alla fine era una cosa vera, non è... per esempio il primo anno non avevamo dove fare il festival, non sapevamo nulla, non sapevamo nulla di che proiettori usare, non sapevamo quasi nulla, capito? Di suono. Anche perché poi bisogna decidere anche rispetto ai luoghi, no? L'utilizzo delle macchine, tutto. Noi non sapevamo nulla, allora però ad Amantea c'era questo cinema abbandonato, questa grande Arena Sicoli, che è uno dei posti più assurdi che si sono mai creati in Europa, credo, e l'hanno creato 50 anni fa, è un posto magico, ed era abbandonato, e io ho parlato col proprietario, tutti in paese dicevano no, non parlare con lui che tanto non ti dà il cinema, chissà, ho detto vabbè, io ci parlo, e io ho proposto, guarda, io voglio fare 3 giorni di festival, io te lo riparo, e in cambio tu ce lo presti. Ho detto va bene, però non penso venga nessuno perché il cinema è morto, vabbè, lui era stato una di quelle vittime del cinema paradiso, no? Di questi cinema che si erano... e noi ci siamo mossi, abbiamo riparato questo cinema con tutta la comunità, chiamando gente che venisse. Questo, secondo me, è stato un punto di svolta molto importante. Perché l'aggregazione ha creato che la gente, perché la gente usava davanti al cinema come una volta si usava la chiesa, lo usava non per andare a vedere film, ma per andare al cinema, per andare a stare insieme alla gente. Era un punto molto importante di grande coesione sociale, e questo credo che l'abbiamo recuperato con questa grande riparazione. Per esempio io non sapevo nulla di come riparare una sedia, come smerigliare, non sapevo neanche lavorare a smerigliare in italiano. La Guarimba è un festival di cinema indipendente che ogni anno riporta il cinema alla gente e la gente al cinema. Abbiamo fatto questo festival dal nulla ed era una cosa che, non lo so, ci sono tante cose che abbiamo fatto che mai immaginavo che potevamo fare. La Guarimba per me è tipo quello che mi ricorda ogni giorno che tutto quello che vuoi fare, se lavori per quello, lo puoi fare. Como una madre me abraza, sensual y vanidosa, a todo el mundo le encanta. Io credo che ogni anno, ogni edizione, io mi meraviglio molto della capacità della gente di voler aiutare, di poter far uscire dal guscio questa parte di vogliamo costruire insieme una cosa. Ma quanto c'è di venezuelano, cioè di quello che ti porti di questa tua cultura venezuelana nel fatto, perché vedi, io parlo con diversi miei amici, ma lo dico quasi come fosse un'autorete, no? A volte le idee non trovano gambe potenti perché ti arrendi prima di cominciare, perché dici no vabbè non è possibile, io non posso fare una roba del genere perché ci vogliono chissà quanti soldi, chi parla, chi paga, e quindi molte idee abortiscono ancora prima di diventare un embrione di idea. Quindi quanto secondo te invece questo tuo girovagare per il mondo ti ha aiutato ad avere lo scarto, no? Dell'abbandonare il piagnisteo calabro e avere, vabbè, rimbocchiamoci le maniche, proviamo a farla intanto. Allora, il Venezuela sicuramente mi ha insegnato, vabbè, io vengo da genitori e nonni calabresi emigranti, allora sono abituato a casa mia a vedere cos'è non avere nulla ma credere che si può fare tutto. Tipo mio nonno, che era un ragazzino di 17 anni, ignorante, ha fatto studiare la figlia giurisprudenza a Firenze, da Caracas, insomma, che uno dice, ma ormai chi fa una cosa del genere? Però, allora, sono abituato, credo, all'intraprendenza del venezuelano sicuramente, di questa cosa di non arrendersi. Sì, tipo che se non si sa si inventa, no? Insomma, sta cosa sì. Anche a Madrid invece ho imparato, perché sono arrivato nel momento degli indignados, sono arrivato in tutti i processi sociali, io suonavo, allora ero molto in questi centri sociali dove stava sorgendo una cosa a Madrid di autogestione, di gruppi organizzati, senza soldi, ma di fare cose. Allora, credo che a me la cosa che mi piace dei posti è imparare cosa posso usare io da questa cosa, anche delle cose negative, cosa posso usarla per il mio progetto. Io credo che con la Guarimba ho fatto questo, ho detto di tutte quelle cose che so, come le posso inserire in questo grande progetto, no? In queste piccole cose. Ma che è un contenitore di idee, di fatto. Certo, alla fine. Hai detto una cosa interessante, hai detto che
Quindi vabbè, a prescindere dal luogo, in attesa di capire bene, di individuare, poi abbiamo scoperto che abbiamo ridato vita a un luogo che era chiuso da tantissimo, con la compiacenza invece di chi ti diceva non ti darà mai il cinema, invece poi te l'ha fatto utilizzare. Sì, sì, sì. Però hai detto una cosa specifica, prima di conoscere il luogo abbiamo già aperto un sito per ricominciare a ricevere le proposte dei corti, siamo andati anche in Francia a questa fiera internazionale, sì. Però poi arrivato a un certo punto arrivano i corti, ma dall'inizio sono 6 anni di Guarimba, mica poco, perché sì. Fare durare in Calabria le cose per 2 anni è già secondo me veramente un grandissimo sforzo. Siete arrivati al sest'anno, poi ne parleremo più avanti, sì. Ma il primo anno, cioè il tema, la socialità, i ragionamenti sui popoli in movimento, come nasce questa tua voglia di caratterizzare il festival da questo punto di vista? Ma io credo che è veramente l'identità del festival è stato in un modo molto organico. Sia me, Sara e gli altri ragazzi da Madrid che avevano creato questo festival, è stato parlando, ovvero abbiamo creato una conversazione e abbiamo detto noi ci piacerebbe fare un festival innanzitutto che fosse ingresso libero, quello era importantissimo per noi. Ora non so, se ora lo vedo, no? Non capisco perché avevo sta cosa che doveva essere ingresso libero e mi sono impuntato su questa, mica una fesseria, su questa cosa, però non so bene perché non sono contrario neanche a chi vuole far pagare il biglietto e la cultura deve comunque mangiare, anzi, però non so, ci siamo impuntati su questa cosa, io in particolar modo forse, è tutto nato dalle nostre difficoltà, abbiamo creato opportunità ed è questo forse una delle cose che ho imparato dai venezuelani, che per esempio, dove cavolo ospitiamo persone se non abbiamo soldi per pagare un albergo ad agosto soprattutto? Affittiamo case e facciamo grandi camerate, anche tra i registi. Questa cosa che era un po' azzardata perché dici ma sei impazzo, che fai ai registi? Anche perché poi i registi arrivano e dicono ma io non starò mai in una stanza condivisa. I registi invece si sono innamorati di questa idea, insomma i registi perché... Vabbè, intanto arrivano in un posto strano che nel sud dell'Italia, che arrivano già magico, e condividevano appartamenti con altri registi, allora si sono create grandi amicizie che si creano ancora, si è creato una specie di comunità. Un lab diciamo sul cinema. Sì, allora non venivano solo a fare vedere il suo corto e basta, no, ma proprio c'era un discorso e questo è venuto anche ovviamente da azzardarci. Io credo che se io fossi cresciuto in Calabria mai avrei fatto una cosa del genere perché qua importano molto certe apparenze, certe cose, infatti tipo, non so, i miei genitori non sono d'accordo con questo, però grazie a questa cosa, a questo pensare... Vabbè, insomma, non sono d'accordo, poi di fatto comunque se sei così un po' sarà anche merito, colpa loro. No, sicuramente, certo, no, sicuramente in gran parte loro, però dico che certo alcune cose come questa, come per esempio ospitare a 6 persone in un appartamento è un po' strano. Ma questo è anche molto calabro, nel senso che come... Però non in un festival di cinema, tu in un cioè, festival chiaro di cinema che no, certo. Un'altra cosa, almeno, tipo molti mi hanno detto ma perché non c'è il tappeto rosso? Perché questa è un'altra certo, cosa che volevamo, non volevamo tappeto rosso. Allora, in base a questi principi un po' strani, un po' poco, non so se logici, vabbè, però abbiamo fatto questo festival e ci siamo fatti portare comunque dagli avvenimenti, per esempio i volontari. Hanno iniziato a scrivere un sacco di ragazzi da tutta l'Italia che volevano fare il volontario alla Guarimba. Noi abbiamo iniziato che eravamo 5 persone che non avevamo mai fatto un festival in vita nostra, non avevamo neanche fatto volontariato in un festival, eravamo andati come spettatori, mai come all'interno. Allora grazie ai volontari che vengono ci danno nuovi input, ci sono molte persone che hanno lavorato in altri festival, allora, e dopo la famiglia cresce, ci sono quelli volontari che tornano, che già hanno un ruolo preciso, insomma, e si sta creando in un modo molto organico una squadra precisa della Guarimba. La stampa di settore invece, no? In Italia, in generale in Europa, quanto siete incuriosita? Oppure hai avuto dei momenti in cui avete internato perché dici, forse non arriverà nessuno, forse nessuno... Io però ti dico che nell'ambiente di chi frequenta in generale l'arte in Calabria è un nome che è circolato da subito, quello della Guarimba. Sì. Cioè nel senso che hai avuto subito dei rapporti sì. di... Guarda, io ho sentito che
dal mio punto di vista abbiamo fatto un'operazione che secondo me è stata vincente, che abbiamo pensato dall'internazionale al locale. Che voglio dire, prima abbiamo provato a convincere ai francesi e agli americani. Sì. Infatti i primi pezzi l'hanno fatti in inglese, tipo il Huffington Post, USA. Perché purtroppo... Ma dilla questa cosa, perché questa è una cosa importante. Cioè, noi stiamo parlando di una dimensione, di un festival che arriva quest'anno, la 6ª edizione, che è stata trattata da riviste specializzate di settore a livello internazionale, che ha avuto ospiti penne importanti, anche la critica cinematografica, o comunque gente degli operatori che in tutto il mondo si occupano veramente di fare cinema. Questo non è, insomma, una barzelletta. Vendiamo un po' cara la pelle dell'orso, Giulio, dai. Sì, sennò, sì, no, stiamo lì, veramente, sì, il festival comunque è diventato io credo che un punto di incontro importante anche a livello europeo. Abbiamo avuto persone che vengono qua, che sono tipo ospiti fissi perché vogliono venire. Qua si stanno creando delle situazioni che secondo me sono molto interessanti, senza dubbio. Ma a parte questo, il festival è molto partecipato dalla popolazione locale, dalle persone che magari non hanno più cinema, perché ad Amantea non ci sono più cinema. Da quanto purtroppo. tempo, per esempio? Ad Amantea credo che l'ultimo cinema, l'Arena, ha chiuso tipo nel 2005-2006, forse gli ultimi... E quanto secondo te, perché io l'ho vissuto anche nel posto dove sono nato, che a un certo punto c'erano addirittura 2 cinema e 2 teatri. A Palmi questo? Sì, Sì. C'era una scuola di teatro internazionale, ma poi a un certo punto si spegne la lampadina e finisce tutto. Quanto è importante per una comunità, perché tu hai detto una cosa bellissima prima, che il cinema per Amantea era un luogo di aggregazione sociale, che la gente non andava tanto con la curiosità di vedere un film in particolare, ma si andava come rituale dell'appartenenza a una comunità e dell'arte dell'incontro. Quanto ti sconvolge una comunità non avere più un luogo di aggregazione così? Io lo vedo proprio, c'è una decadenza socioculturale proprio, perché pensa che tu se sei un ragazzino di 15 anni, il cinema che vedi o te lo vedi magari a casa al computer, solo le cose che vuoi vedere tu, diventa una scelta troppo egocentrica per dire. Mentre in cinema c'era un curatore, anche se non era un grande curatore, non importa questo, era un curatore che ti dava una linea, no? E ti diceva guarda oggi c'è questo, e tu capitavi lì e magari vedevi capolavori senza saperlo, e questo io credo che ti influisce in un modo o nell'altro. Ma anche avere proprio un luogo dove vedersi con gli amici, no? Per esempio a Mantea non c'è un centro giovani, non c'è una casa della cultura, non c'è... Allora che fanno i ragazzi? Che possono fare? Allora c'è, secondo me, questa gioventù in disagio, non solo a Mantea, in Calabria, è diffusissimo. Perché i luoghi dove devono aggregarsi non esistono più. Allora, non so, magari... Sì, io credo che sono molto importanti sicuramente luoghi accessibili, ma anche per i più grandi, no? Anche, non so, mia nonna, per esempio, non ha un luogo dove lei poter incontrarsi con le sue amiche. Hai mai dato un bacio ad una ragazza in un cinema, al buio? Wow, sì, immagino sì. Sì. Almeno in Venezuela. Perché questo è anche bellissimo. A Caracas era tipo per uscire con una ragazza, non so perché c'è questa cosa, forse per i film americani, che per andare, per uscire, per un primo appuntamento esci. Però secondo me non è molto, come primo appuntamento non è il meglio andare in cinema, perché è buio, stai lì da solo, non puoi parlare. Però sì, c'era questa cosa anche in Venezuela. C'è una congiunzione poetica in questo, perché l'incontro al buio, magari se hai la fortuna di vedere anche un bel film, poi se il bacio nasce con la condizione di essere in un posto che ti piace, di avere accompagnato da una pellicola magica, allora caspita. È possibile. Sì. Mica è una cosa che ti dimentichi. Poi nel posto da Amantea, insomma, mica male, un bacio. Da Amantea veramente, insomma, ti dico che quell'arena, che purtroppo, insomma, uno dei miei sogni è che ovviamente rinasca, ci sono 3 cinema chiusi ad Amantea adesso, che sono intatti, capito? Poi mi sembra un peccato che non riusciamo a mettere insieme, sia privato con istituzioni, soprattutto adesso ci sono tanti bandi per recuperare sale. Torniamo dalla prima alla quinta edizione, facciamo questo viaggio a ritroso nel tempo, perché poi nella seconda parte mettiamo un po' più di carne al fuoco circa questa nuova edizione e quello che sta per succedere, che c'è un'anteprima molto interessante. E lì possiamo capire quali sono le ambizioni che questo festival e il tuo gruppo di lavoro ha. Cosa ti ricordi dei primi 5 anni? Cioè, quali sono le cose che tu potresti dire tra importanti film o corti passati o qualcosa che vuoi ricordare in particolare? Guarda, secondo me la cosa più bella che si è creata in questi 5 anni è questa comunità di persone, di ragazzi che ci troviamo durante l'anno, magari in Belgio, in Francia, c'è chi si va a trovare negli Stati Uniti, insomma, che
si è creata davvero una forte voglia di essere guarimbero proprio, che si incontrano questi volontari che vanno in giro e trovano i registi o quelli in giuria, insomma credo che questa cosa è una delle cose più belle. L'altra sicuramente è il rapporto che si è creato, che si è sviluppato con mia nonna, che lei viene ogni sera al festival e se li vede mi dà le sue critiche, e mia nonna è una contadina che non è una... però è una che partecipa, si mette in gioco e purtroppo non avevo avuto questa opportunità. Conosci i tempi, quindi noi abbiamo una pausa immediata, ma torniamo immediatamente e riapriamo con qualcosa di cui parliamo poi nell'immediato. Grazie ancora a Giulio Vita da Guarimba, anche se non mi hanno portato una maglietta che avrei indossato volentieri. A tra un po'. Quando venivo d'estate qua, come non c'era tanto da fare, andavamo al cinema, perché qua il cinema prima era come la chiesa, dove tu andavi là, ti ritrovavi con i tuoi amici, magari trovavi una ragazza, non andavi tanto per che film mettevano, ma per andare al cinema. Questo vuol dire riportare il cinema alla gente, questa cosa di riprendersi questo atto sociale, no? Questa vecchia abitudine, diciamo, perché un cinema, come un teatro, privato, pubblico, sono pezzi che fanno vivere una comunità e abbiamo bisogno che esistano e sostenerli. La madrugada tiene esa hembra que es la mala, esa preciosa que me llama es la mala. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E da qui che ripartiamo con Giulio Vita, con la Guarimba, però prima di cominciare ci siamo volutamente dimenticati che c'è una parte di questa vita attiva, di questa socialità e di questa voglia che nasce con lo stimolo che arriva dalla Guarimba, e c'è a fianco a te una persona che dovresti presentare tu. Sì, Alex Spagnolo è una delle cose molto interessanti che ha fatto la Guarimba, che vabbè, Alex è un ragazzo di Catanzaro, lui è venuto il primo anno e 2 anni fa come volontario, come molti. Niente, è venuto come volontario, abbiamo la Grotta dei Piccoli, che è un piccolo festival dentro il festival con UNICEF, che è per i bambini di animazione, e lui doveva allestirlo, vabbè, come volontario, però la sua voglia di fare ha portato che, non so, si è messo così tanto e voleva, no? Non che ti diceva voglio, ma no, veramente con molta concretezza è voluto fare, ha detto guarda che mi piacerebbe comunque la cosa della Grotta dei Piccoli, e i videoclip anche mi interessano molto, anche perché è più giovane di noi, allora sa più di cose di musica attuali. Noi siamo proprio... E gli abbiamo dato subito, perché la Guarimba deve essere una piattaforma per le persone come Alex che vogliano, e gli abbiamo dato subito, lui è il programmatore adesso di videoclip e della Grotta dei Piccoli, a parte vabbè aiuta nell'organizzazione in generale, allora lui ha avuto questo ruolo perché lui voleva mettersi in gioco, e la Guarimba deve essere uno strumento per dare, e ora Alex appunto è uno dei nostri punti di riferimento. Sì. Parla da guarimbero allora, dai. Ok, non so, io il primo anno avevo questa voglia assurda di far parte di questo progetto come un volontario, perché cosa ti aveva appassionato, insomma? Perché decidi che devi essere volontario della Guarimba? Perché essendo un grandissimo appassionato di cinema e dell'arte in generale,
avevo conosciuto il festival stando a Milano, che è molto strano perché io sono calabrese però vivo a Milano adesso per studiare. Avevo conosciuto il festival, ho detto è impossibile che esiste un festival. Pensate quante storie si intrecciano, stiamo parlando di un venezuelano che poi torna in Calabria, che incontra però a Madrid un'altra persona, e poi si intrecciano delle altre storie perché addirittura un calabrese che vive a Milano vuole fare volontario per un festival di cinema che si fa ad Amantea da uno che stava in Venezuela che torna. Esatto, Sembra di quelle storie incredibili. E quindi niente, ho fatto richiesta per volontario, fortunatamente poi sono stato scelto praticamente, e niente, il primo incarico da volontario è stato appunto questo qui della Grotta dei Piccoli, però da lì fondamentalmente mi è nata questa attenzione fondamentalmente ai bambini del posto. Cioè io ricordo quando ero piccolo a Catanzaro, io non ho mai avuto un cinema a Catanzaro Lido nella mia vita, abbiamo avuto sempre pochissimo spazio per la cultura, dedicata soprattutto alle nuove generazioni, perché penso che dobbiamo partire da lì. Quindi da lì fondamentalmente si è pensato di fare una programmazione dedicata a loro, e quindi non semplicemente un posto dove lasciare i bambini perché dopo le 11 i cortometraggi sono troppo duri, ma veramente dare un programma che sia capace di sviluppare la creatività, l'innovazione, di far pensare questi bambini in una maniera diversa che guardando semplicemente la TV tutti i giorni. Che può essere un mezzo bello, ma... Senti Giulio, tornando a noi, a microfoni spenti, stavamo condividendo noi tre questa... che poi diventa in alcuni casi anche un vezzo italiano, no? Perché quando tu parli e tocchi il contemporaneo, la ricerca, la sperimentazione, sia in ambito musicale che in ambito teatrale, e che quando parli di indie, no? Quindi di questi festival indipendenti che si sviluppano in ambito musicale soprattutto e cinematografico, la situazione di una Italia che da un punto di vista culturale ha una regressione perché pochi sono gli investimenti, addirittura c'è la quasi minaccia del nuovo neoministro che dice in un programma, stamattina ero curioso, mi sono svegliato alle 6:30 per innaffiare le piante e ho guardato dei profili e ho detto vediamo che ci tocca come ministro della cultura, e dice che ha quasi un grande vantaggio, che arriverà l'Italia a investire l'1%, cioè il più grande museo a cielo aperto del mondo investirà l'1% del PIL. Quanto, per tornare alla parola indie, spiegalo tu alla gente che non vuol dire che non è una parola pericolosa, no? Il cinema indipendente o comunque la contemporaneità non è qualcosa che vuol dire che deve essere scostato dal cinema di qualità. Io credo che abbiamo fatto e facciamo ogni anno un'operazione molto forte con il nostro pubblico, di non snobbarlo, di non creare barriere, ma rispettarlo, insomma, non mettergli il cinepanettone o la battuta facile. Vogliamo sfidarlo, però rispettandolo, insomma, perché crediamo che qualunque persona normale, sai, come mia nonna, che magari, come ripeto, non ha avuto accesso all'educazione, però se la mette a vedere una cosa con sottotitoli, non so, della Finlandia, che tratta sul suicidio, lei riesce a vederlo, a capirlo, a analizzarlo e prendere la sua idea. Noi vogliamo questa analisi di pubblico, non vogliamo, per quello anche abbiamo tolto Tappeto Rosso, abbiamo tolto costo del biglietto, vogliamo che non hai nessuna scusa. Senza barriere, senza filtri. Esatto, vogliamo che tu vieni, sei parte, se un film non ti piace puoi dire non mi piace, non sei stupido perché non ti piace qualcosa sicuramente, però vogliamo la partecipazione, questo secondo me. E in questo... E credo che gli amantiani soprattutto hanno visto sta cosa, hanno visto molto questa cosa di andare lì, vedere una cosa non mi piace, un'altra cosa la godo, mi piace anche stare, basta, non mi interessa tanto quello che c'è sullo schermo, mi piace l'esperienza di quello che c'è, insomma. Sì, è molto importante di capire che possiamo tornare a questo. Purtroppo, soprattutto le giovani generazioni che magari non sono abituate a leggere, non sono abituate ad andare a vedere un certo tipo di cinema, sono un po' più complicate da attirare, però sì, credo che... Allora, sono anche figli nostri però, Giulio. Ma io credo che bisogna preoccuparsi di questo. Credo che la colpa ripartendo da tua nonna, secondo me invece si può ricreare un ambiente in cui, voglio dire, 5 anni di festival già consolidati, con il sesto che stai alle porte e con quello di cui stiamo per parlare, non è facile, i progetti culturali hanno una gestazione lunga, per essere innestati non è il semino, ma anche ora il seme, insomma, ha bisogno del suo tempo per germogliare e poi crescere, quindi
È normale soprattutto in una terra che ha una carenza notevole di infrastrutture. Cioè, non è vero tutta questa roba. Cioè, quando si parla di cultura o di infrastrutture in Calabria si dicono dei numeri a volte che stanno molto lontani dall'essere vero, perché a volte si considerano gli oratori chiusi, i cinema chiusi, i teatri non in attività, quindi c'è tutto questo gran giro. Però infatti noi dal piccolo, come non siamo le istituzioni, non possiamo, però le piccole... Ma tu sei un referente alle istituzioni però. Però non hai il potere, diciamo, per cambiare quello che si può fare. Per esempio, una persona come Alex, calabrese, che non ha avuto questa opportunità prima e vuole mettersi in gioco, subito tirargli la palla, quello sì possiamo farlo, però dentro le nostre possibilità c'è bisogno sicuramente di un discorso, secondo me, più circolare. Dove... Vabbè, ma le rivoluzioni partono dal basso, tu questo insegni da questo punto di vista, nel senso che dagli, insistendo, probabilmente ci saranno delle porte che tu hai scardinato, nel senso che alla seconda, alla terza qualcuno ti si è avvicinato, si è accorto anche da Mantea, no, questo devo dire che non è, sicuramente sì, sarebbe più interessante di sicuro che noi non fossimo un'eccezione ma una regola, almeno dentro Amantea, sarebbe bello che ad Amantea ci fossero altri 3 festival o ci sia un cinema sempre aperto. Però forse lì io questo ti voglio dire, no? Perché per esempio c'è lo spirito di emulazione in Calabria e questa emulazione non è sempre positiva. Io penso che in una terra come la nostra, che non è numericamente chissà quanti milioni di persone ci vivono, siamo scarsi, 1,5 milioni, allora sarebbe importante di differenziare l'offerta culturale se è già così scarsa, perché ricominciare, cioè io penso che la Guarimba da Mantea è giusto che dia uno stimolo sul cinema contemporaneo e che possano nascere delle altre cose, però molte volte in Calabria abbiamo anche il problema dell'emulazione sbagliata, perché rifare lo stesso tipo di festival jazz per dire, anziché sulla musica popolare. Emulare no, non penso emulare, però sì sarebbe interessante almeno la metodologia di lavoro si emularla, per esempio, dire, sulla metodologia sono d'accordo, perché se abbiamo una cosa che funziona, no? Abbiamo un modo di fare le cose che una buona pratica, esatto, c'è le famose buone pratiche, no? Se c'è la buona pratica, perché non replicare questa buona pratica in quello che vuoi fare te, che sia un'idea tua originale? Allora, questo che è quello che anche proviamo a far capire alle stesse istituzioni, dire, se noi siamo riusciti a fare questa cosa, perché non usiamo gli stessi metodi, no? Credo che in quello forse noi dovremmo essere un po' più... Vabbè, forse ci sarà un momento dove decideremo di magari mettere su carta cos'è questa buona pratica, perché ora siamo andati un po' forse troppo secondo l'ondata, come dovevamo reagire. Forse sarebbe il caso, è vero, da parte nostra, di mettere proprio... questa metodologia mi piacerebbe per esempio avere una pubblicazione di questi primi 5 anni, non sarebbe male. È vero che... Senti, ma c'è sempre una storia romantica che è legata al cinema, no? Ed è piena sempre di citazioni, se vogliamo. Andando nel tempo c'è sempre stata questa voglia del cinema di raccontarsi in maniera strana, no? On the road, di questi viaggi. Di questi viaggi ce ne sono tantissimi, che sono legati anche a personaggi che hanno fatto la storia o semplicemente a persone che hanno deciso di prendere una valigia e cominciare a viaggiare. Questa cosa la Guarimba e Giulio Vita la trasformano al terzo anno facendo diventare il cinema ambulante. Sì. E cos'è questa idea? Cinema ambulante è un progetto che è nato da... Allora, non ci piacciono comunque... Ci piacciono i cortometraggi, ma anche ci piacciono molto i lungometraggi e purtroppo... Diciamolo, insomma, sì. E sempre al primo anno diciamo, ma dovremmo trasformare la Guarimba in un festival anche di lungometraggi e dare meno spazio ai corti, dovremmo farlo più lungo, che dobbiamo fare esattamente? Alla fine abbiamo deciso di essere più forti sui cortometraggi, però comunque creare una cosa dove potevamo noi proiettare anche lungometraggi. Allora, è venuta questa opportunità con il Ministero dei Beni Culturali, hanno fatto questo bando Migrarti, che era per fare rassegne. Che era anche per il teatro, per la anche per il teatro, hanno fatto anche uno per il teatro, il primo anno credo, sì. Comunque a noi ci interessava la cosa di poter fare una rassegna e avevamo fatto in Puglia nel 2014 una scuola di cinema per ragazzi pugliesi gratuita, di cinema e di illustrazione, un'idea di Sara. Allora abbiamo detto... E la Puglia vi ha accolto, ovviamente. La Puglia sì, ci ha accolto, insomma, non avevamo mai vinto un bando, non capivamo come si faceva, è stato bello. Comunque, con questo bando Migrarti abbiamo detto, perché non facciamo una rassegna di questi film che vogliamo far vedere, che magari non si fanno vedere tanto al cinema, almeno qui, e intanto facciamo questa scuola nel centro di rifugiati di Amantea con ragazzi
italiani calabresi che vogliono magari avere un primo approccio al cinema. E abbiamo fatto questo piccolo progetto, è andato molto bene, è stato veramente molto positivo e ogni anno sta cambiando, la rassegna c'è sempre e quest'anno per esempio, ora tra pochissimo, inizia il 12 giugno la nostra rassegna, faremo una rassegna di cinema in 4 province calabresi, sarà appunto un cinema ambulante, andremo in diverse città dove proiettiamo questi film a ingresso libero. Con già posti individuati. Con posti individuati, così. E intanto ad Amantea ci sarà la prima esperienza a Kino della Guarimba, che è una residenza cinematografica. Si sono iscritti alcuni olandesi, alcuni senegalesi, alcuni catanzaresi e saranno ad Amantea a girare per 10 fanno un laboratorio con il laboratorio dove loro gireranno le storie che troveranno ad Amantea. A giugno è una data interessante perché non costa troppo ospitare gente, è un momento un po' morto ad Amantea, anche se l'estate già c'è, il tempo è bellissimo, allora vogliamo fare questa prova con questo Kino a cinema ambulante mentre faremo la rassegna. Le but c'est le... It's critical for us to maintain this. Continuiamo ad affrontare invece, entriamo nella parte, perché tu parlavi, e abbiamo parlato anche a microfoni spenti, di quanto è cambiata, per esempio, la storia della Basilicata, quando hanno scoperto che poteva diventare un set a cielo aperto. Questa potenzialità è moltiplicata 10 in Calabria, ma ci arriviamo. Quanto è cambiata la Puglia quando ho scoperto per esempio che le antiche masserie potevano essere volturati e stravolti in spazi laboratoriali, multilinguaggio per il teatro, la musica, il cinema, ci sono delle residenze, nascono posti come Hotel Albania, Cesare dell'Anna, con i migranti, progetti, ma le residenze teatrali all'interno di antiche masserie abbandonate. E c'è un percorso politico preciso che tende a valorizzare, e quindi anche lì, in quel caso, le 2 regioni che sono la Basilicata e la Puglia fanno una coniugazione più che altro un'addizione tra l'enogastronomia, che è ricchissima, i posti da visitare culturalmente, e utilizzano come propulsore turistico la cultura in tutte quante le sue coniugazioni possibili e immaginabili, dal teatro alla musica al cinema. Questa cosa in Calabria invece, visto che avete fatto l'esperienza in Puglia, come te la vivi? Guarda, come se la vive la Guarimba, diciamo? Io nel 2014 ho visto una specie di terra magica in Puglia, ho visto cose, ma anche il modo di comportarsi e reagire delle persone, il modo delle istituzioni di porsi, insomma, ho visto progetti che credevo che al sud erano impossibili di farsi. Purtroppo in Calabria io sento che siamo 20 anni indietro come minimo in questo. Rispetto alla Puglia? Rispetto alla Puglia. Rispetto alla Puglia, sì, perché in progetti socioculturali, in rapporti, in visioni politiche istituzionali, in visioni degli organizzatori, insomma io vedo che qua ci sono potenzialità, ma in un modo impressionante che ne abbiamo, però credo che non riusciamo ancora a capire queste potenzialità, perché ci piace troppo, siamo vittime dalla devozione dell'istante, non ci piace molto pensare al futuro, ci piace l'immediato, ci piace l'adesso, perché il futuro non esiste. La programmazione. Purtroppo in Calabria sembra che non crediamo in questo futuro. Non credere al futuro... Ma quant'è secondo te dovuto al fatto che si ha poca fiducia nel rapporto con le istituzioni? Perché vabbè, noi che facciamo questo mestiere in un certo qual modo sappiamo che non è facile conversare con la burocrazia regionale, che non sempre sostiene e aiuta. Guarda, io credo che per esempio la Puglia ha fatto molto questo slogan della fiducia, di promuovere la fiducia, no? Che cos'è questa fiducia? Questa parola magica. Esatto, però è vero che quando vai in Calabria lo vedi questa paura, che senti che tutti ti stanno prendendo per i fondelli, no? Senti che qualcuno ti sta fregando e allora tu reagisci per fregare l'altro, allora non si circolo, non solo con le istituzioni, anche tra la comunità. Certo, Io si vedo molto la differenza
tra la Puglia e la Calabria, questo che in Calabria abbiamo ancora questa diffidenza, molta diffidenza. Abbiamo questo sguardo di traverso. Sì, quello che hanno in Puglia hanno creato con questa fiducia, che anche c'è la diffidenza in Puglia, non è che la Puglia è tutto un paradiso, però c'è stato un processo, e dico questo perché non è vero che in Calabria è una cosa genetica che è incambiabile, che è immutabile, tutto si può cambiare, tutto si può fare, però ci vuole ovviamente una volontà politica. Certo, se questa poi, ecco, hai toccato la chiave giusta, la volontà politica. Parlando sempre di cinema, esiste una Film Commission. Che rapporto ha Guarimba con Film Commission, visto che di cinema parliamo? Guarda, onestamente non ha praticamente nessun rapporto, perché... E com'è possibile che un'istituzione che si occupa di sviluppare il verbo del cinema in Calabria, in una regione che ha questo come compito istituzionale, non si sia accorta che esiste un festival internazionale da mantenere? Vabbè, loro conoscono che esiste sicuramente, perché ci siamo scambiati delle mail. Io li invito sempre, l'anno scorso abbiamo inaugurato una videolibreria, noi abbiamo vinto un progetto europeo, siamo stati gli unici in tutta Italia a vincere questa videolibreria con una rete di festival internazionali, che purtroppo sta rimanendo un piccolo progetto di videolibreria in un paesino, quando si poteva creare una rete in tutta la Calabria con il sistema bibliotecario, però c'è ancora il bisogno del supporto istituzionale su questo. Non è solo che noi abbiamo scritto il bando, abbiamo creato i rapporti con gli altri festival. Ci sono festival come Interfilm di Berlino, ci sono dei festival che nominano agli Oscar, noi siamo il più piccolino. Abbiamo invitato a questo incontro l'anno scorso, è venuta una persona della regione che è molto attento a queste cose, però purtroppo non ha il potere, secondo me, di rendere operativo. Non è venuto nessuno alla Film Commission Calabria, purtroppo, come non sono mai venuti al festival. Noi rinnoviamo l'invito a Film Commission Calabria. Certo, io non ho, io a tutti li invito sempre come... Tranne ogni tanto ti ricordi di me, però non fa niente. No, io veramente ho piacere se viene gente, non sono contrario a che... tanto io vengo lo stesso, quindi... No, ma io sono davvero... Con la Film Commission mi piacerebbe che, se vogliono venire, se vogliono vedere, per esempio quest'anno portiamo a un regista francese assurdo che viene a fare qua un lavoro di musica e di ricerca, e farà una produzione che noi pagheremo, ed è una produzione unica che la sta facendo in giro per il mondo, e noi la faremo in Calabria, gli unici in Italia che la faranno, e la faremo... Diciamo come si chiama? Vincent Moon è questo, che è una bomba che lui ha creato, questa blogothèque 10 anni fa, quando era nato YouTube, così. E questo viene qua, non solo fa fare concerti, ma anche fa questa ricerca. Io alla Film Commission gli ho detto: guarda che ci sarà Vincent Moon, se voi volete supportare economicamente, se volete aiutare qualcosa anche al biglietto. Purtroppo non ci sono mai soldi per queste cose. Però Vincent Moon comunque lo farà, sarà una produzione calabrese, e sicuramente girerà. Io spero che dopo non dicano che Vincent Moon è una... grazie a queste grandi cose, che purtroppo... Sì, è vero che, come dicevi prima te, che succede molto che ci facciamo i complimenti dopo. Invece di credere nel cavallo che può vincere, puntiamo per il cavallo dopo che ha vinto. Io credo che invece la lungimiranza è anche fallire, anche scommettere e fallire. Senti Giulio, avremmo avuto tante altre notizie. Intanto vi dico che una delle fasi del festival di quest'anno si occuperà del rapporto tra la cinematografia contemporanea, la produzione cinematografica, ma in funzione con quelli che poi sono i social media, no? Quindi ci saranno ospiti internazionali, da Facebook a tutta un'altra serie di propulsori che stanno utilizzando la diffusione del cinema nel mondo, e capiremo anche come funzionerà. Ma questo poi sarà un rendezvous che faremo probabilmente nell'imminenza del festival, perché mi prometti che tornerai? Certo, perché intanto tu sai quali sono i tempi televisivi, è passata un'ora da quando siamo qui, sembra che invece sono passati 10 minuti. È vero. La cosa che vi invitiamo a fare quest'anno è di cercare sui vostri strumenti, il tablet, il telefonino, il computer, qualsiasi essi siano, e informarvi, perché bisogna digitare una parolina magica. Si dice La Guarimba, si scrive La Guarimba, c'è un posto che come localizzazione geografica è a Mantea, all'interno troverete tutte quante le informazioni della sesta edizione di quest'anno. Avrà un prequel, così poi è anche un termine caro al cinema, prequel, sequel. Avrà questo prequel che è cineambulante, che si svolgerà in tantissimi posti di questa nostra regione bellissima. Proviamo a innamorarci,
provate a frequentarlo, perché poi l'innamoramento ne sarà una conseguenza naturale di questo posto straordinario in cui vengono proiettati degli impegni, delle produzioni cinematografiche che arrivano da tutto quanto il mondo, ma soprattutto si ha la possibilità di assistere a un lavoro di squadra e di equipe che è una buona pratica che ormai è diventata proprio in Amantea, assieme a tutti coloro i quali partecipano, creano, mandano, fanno vivere e mantengono in vita questa importante produzione culturale di questa nostra regione. Grazie ancora per essere stati con noi e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Io da ragazzino volevo guadagnare sabato e domenica i soldi per andare al cinema. Allora sono andato a lavorare a una pizzeria. Quando 14-15 anni, allora c'era il Cinema Bruni, che erano 2 sale, una sotto e una sopra. Allora si dava l'appuntamento con la ragazza, io sono sopra e ci sedevamo 2 o 3 sedie, uno distante dall'altro, e ci guardavamo, quella era la mia ragazza. Mai stato vicino però, è impossibile. E ci davamo sempre questo appuntamento, di solito tutti noi giovanotti con la ragazza sopra al Cinema Bruni, si chiamava. È rimasto un grande ricordo di questo. Mia madre racconta di avermi concepita in un cinema. Non ho mai saputo che film facevano. È bello immaginare i momenti previ alla mia creazione. 2 adolescenti nervosi nascosti dentro un cinema. Il nervosismo nel vedere il corpo nudo dell'altro, l'eccitazione di trovarsi in un luogo pubblico. Il dialogo del film a cui non fanno attenzione, sovrapposto ai loro suoni, dimenticando di stare lì. Chissà, erano osservati, forse di questo ne godevano. Immagino fosse un film che nessuno voleva vedere, almeno lo spero. Non so quale sarebbe la mia opinione sul fatto di essere stata creata fra tanta gente sgranocchiando popcorn mentre guardano un film hollywoodiano. Ho sempre odiato la pallacanestro, forse guardavano Space Jam. Spero anche non fosse un film per bambini, non posso immaginare i miei genitori come dei pervertiti. Lei non avrebbe dovuto guardare lo schermo quel giorno. Mi chiedo se qualcun altro si trovasse nella stessa identica situazione, se esiste un'altra persona che come me sia stata generata quel giorno. Frequento il cinema da sempre e non posso evitare di pensare a questa storia dal momento in cui si spengono le luci e si accende il proiettore. Non ho mai scopato in un cinema, però capisco la bellezza di ritrovarsi lì a fare l'amore. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.